pochino di celebrazione. No, adesso no. Quindi glielo metto in macchina. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Signore, che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti gloriamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciata sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si pensa
Parola di Dio. Assette di te, Signore, l'anima mia. Assette di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Assette di te, l'anima mia, desidera te, la mia carne, intera arida, assetata senza acqua. Assette di te, Signore, l'anima mia. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Assette di te, Signore, l'anima mia. Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo amore alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori. Con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Assette di te, Signore, l'anima mia. Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra dell'ombreaio. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. Assette di te, Signore, l'anima mia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono a Lui, gradito e perfetto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini con gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo
se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso. Non in questa circostanza Pietro scopre la vera identità di Gesù, ma in questo episodio trova dentro di sé una forza soprannaturale che lo spinge a profetizzare qualcosa di grande. Gesù è il Figlio di Dio. Per gli ebrei solo a pensarlo era un grave peccato. L'Eterno non poteva avere figli carnali, perché è unico. Dio era rappresentato come un essere sussistente, increato e perfetto in sé. Gli Apostoli, dopo aver assistito a miracoli straordinari, dopo aver ascoltato parole meravigliose e uniche, soprattutto dopo il contatto con il Divino, avevano assorbito la convinzione della divinità di Gesù. Era un pensiero, anche se concreto e convinto, ma arrivare ad affermare ad alta voce davanti a tutti che si trattava del Figlio di Dio richiedeva una forza superiore. Quella forza arrivò a Pietro dello Spirito Santo. Tu sei Cristo, il Figlio del Dio vivente. Per affermare questo con piena convinzione occorre l'aiuto dello Spirito di Dio. La sua presenza deve esserci per agire nel credente che prega, e per agire deve avere la libertà senza trovare impedimenti causati dai vizi, dalle passioni disordinate, dalle cattive abitudini. È semplice ripetere le parole di Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, ma non sono le parole ad elargire la grazia e l'amore che portiamo nel cuore verso il Signore, la purificazione dell'anima quando si conduce una vita onesta, sincera, buona, mite ed umile. Se mancano queste disposizioni interiori e non c'è la pratica delle virtù, non si è in grado di riconoscere Gesù come Dio. Non intendo la conoscenza storica, ma di quella del cuore. E non si adora con convinzione, non si prega con fiducia, non si parla a Lui con piena apertura del cuore, non si percepisce come Dio. Quando avviene questo, il credente non è in comunione con Gesù, non comunica perché non c'è contatto con Lui, manca l'unione. Il credente che non corrisponde all'azione dello Spirito Santo finisce per usare il linguaggio dello Spirito Santo, dello Spirito umano, che può essere più o meno spirituale, ma è sempre inadeguato e manchevole, intriso della componente carnale, quindi è più propenso per l'errore e per immaginazione. Così chi sfida il proprio spirito umano pieno di imperfezioni e dissipazioni imita l'azione di Pietro. Non pensi secondo Dio
ma secondo gli uomini. Pietro aveva parlato separatamente a Gesù per esprimere il pensiero di tutti, ma solo lui l'aveva osato dirlo. Aveva trovato il coraggio spinto da un amore intenso verso Gesù. L'amore lo ha fatto sbagliare, uno sbaglio di valutazione e non contro il Signore. Lo amava molto e chi ama molto è accecato da quello che immagina e che si costruisce nella propria mente. Quanti errori scaturiscono in chi segue l'immaginazione e si crea convinzioni opposte alla verità, alla realtà. Ne avrà solo delusioni e sconfitte. Aveva parlato per l'amore, ma quando la passione dell'amore carnale prevale, si segue il pensiero meno spirituale, quindi non corretto. Il pensiero di Pietro si contrapponeva alla volontà di Dio, anche se tremenda e sanguinosa per la imminente crocifissione. Quando allora è opportuno parlare ed esprimere parole autentiche e piene di verità, non esiste una regola, esiste la retta intenzione che si forma esclusivamente con la grazia di Dio, la volontà di pensare e di esprimere esclusivamente parole pienamente sincere. Una maggior presenza dello Spirito di Gesù vi renderà migliori, farete le scelte esatte, amerete con sincerità, agirete animati dalla buona fede, vi sforzerete di essere sempre onesti, sinceri, buoni. Si comprenderà meglio il vero senso della vita, si lasceranno vizi e piaceri inutili. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria anima? Dalla prima lettura che abbiamo sentito dal libro del profeta Geremia, queste cose accadranno da tanti giovani. Tantissimi giovani credenti sono delusi. Vi dicevo, non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome. Quanti giovani, dopo la cresima, anche dopo matrimonio, non vogliono pensare più di Dio. Non vogliono pensare di Dio, della Chiesa e delle preghiere. E dopo tornano in Chiesa per forza, perché sono delusi. E quando uno dice io non prego più, non vai in chiesa, non voglio sentire delle cose di Dio. Questo è l'inizio della possessione diabolica. Quando uno lascia di pregare, di andare in chiesa, di pensare di Dio, sta pensando delle sue cose, e il primo sintomo è questo. Aiutate subito. È il diavolo che sta lavorando in lui o in te. Satana, quando non pensiamo di Dio, siamo con Satana. Vai dietro a me, non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini che pensano solo del diavolo. Aiutate i giovani che non vanno in chiesa, è l'inizio della possessione diabolica. E voi vi lascio con le parole bellissime
Paolo Apostolo ai Romani: non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. San Paolo dice a tutti noi: non dobbiamo seguire il mondo. Tra poco tutti lasciamo il mondo. Chi tra noi sarà qui dopo nell'anno 2123? Chi ci sarà? Chi sarà? 2123, chi ci sarà? Lasciamo il mondo qui, perché adesso dobbiamo seguire il mondo, lasciando le cose di Dio, e per forza torniamo subito a seguire Dio perché siamo posseduti o siamo disturbati. Viviamo da adesso, facciamo il nostro cammino serio come veri testimoni di Cristo fino alla fine, e così possiamo possedere la felicità eterna, la vita senza fine. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza scesa dal cielo, e per l'opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, nel terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Carissimi, alla scuola del Vangelo, illuminati dallo Spirito Santo, chiediamo la grazia di imparare ogni giorno a pensare e agire secondo Dio e non secondo gli uomini. Diciamo con umile fiducia: donaci la tua sapienza, Signore. Donaci la tua sapienza, Signore. Per la Chiesa, testimoni e annunci sempre che solo in Gesù si può trovare la gioia vera di una vita salvata dall'amore. Preghiamo. Per i potenti della terra, nell'esercizio delle loro funzioni, scelgano di stare a fianco di Dio, che guarda con particolare predilezione i piccoli e i
per alunni e docenti. Preghiamo. Donaci la tua sapienza, Signore. Per noi che celebriamo questa Eucaristia, incorporati in Cristo, impariamo a rompere la catena dell'odio e della vendetta con gesti di sincera carità e di perdono. Preghiamo. Donaci la tua sapienza, Signore. Per la loro liberazione in quei giorni affidiamo tutti i nostri amanti, fisici e spirituali, alla nostra Madre Celeste. Ave Maria. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto
salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe il suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro, Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taleo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Cristofono, Giovanni, Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi i tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla relazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione e prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, speso il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio d'Abramo nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec il tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fate questa offerta nelle mani del tuo angelo santo, sia portata sulla barra del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo in questo altare, comunicando santo mistero del corpo e del sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, il Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono nel sonno della pace. Ricordati di Andrea e Giulia. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi della tua infinita misericordia, concedi, Signore, di avere parte alla comunione
dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barbara, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Ana, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia, San Nicola e tutti i santi, ammettici al correre della loro sorte reale, noi non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono, per Cristo nostro Signore. Amen. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la vera speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, Togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non so degno di partecipare alla presenza, ma di soltanto la parola e io sarò salvata. La Santa Comunione, ricordatevi di riceverlo nelle mani o sulla bocca, ma con molta attenzione, perché è pane friabile e in ogni parte c'è il corpo e il sangue di Cristo. Quindi quando la ricevete, vi mettete di lato, la consumate, state attenti che non vi mancano delle briciole.
Il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e ora prenderà ciascuno secondo le sue azioni. Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Volevo solo dirvi per questo tempo di pranzo, se avete difficoltà nel recuperare qualcosa, ci fate sapere e noi ci possiamo aiutare a trovare un panino, qualcosa che volete, se rimanete qui perché siete lì fuori, e poi ci incontriamo per l'adorazione eucaristica alle 2:30. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.